Cari amici, durante il tragitto da Caporetto a Fedis ho riflettuto sulle strane vie del destino. Proprio provenendo da Caporetto, il terzo gruppo tedesco, guidato dal comandante tedesco di Plezzo, Max Wawrin, sferrò l'assalto che penterò le linee delle unità della divisione Garibaldi-Osopo a difesa della zona libera del Friuli Orientali, gli ultimi giorni del settembre 1944. La divisione respinse con successo l'attacco dei tedeschi e dei loro aiutanti delle parti di Tarcento e Povoleto, ma non riuscì a fermare anche questo gruppo. I tedeschi, una volta annientate le difese della zona libera del Friuli Orientale, vollero conquistare anche la Repubblica Libera del Carnia. La difesa di quest'ultima era affidata a Luigi Massini, il cui nome partigiano era Fiori, un generale dell'esercito italiano fino alla caduta di Mussolini, che aveva passato l'ultimo anno di appartenenza all'esercito a Tolmino come comandante della terza brigata dell'assalto dell'Alpino. A Tolmino è diventato un grande antifascista. Dopo la caduta del fascismo riuscì a spostarsi con l'aiuto delle staffette partigiane della Repubblica di Caporetto in Piemonte, dove combatte i tedeschi nella formazione delle Fiamme Verdi. I tedeschi riuscirono a ridere il territorio della Repubblica Carnica, ma non la sottomisero del tutto. I destini delle due zone libere si ricollegano quindi in anche modo di Tolmino. Così e anche oggi siamo collegati come vicini e la comunità slovena in Italia rende in rapporti sempre più intesi alla ricerca di nuove vie e occasioni di collaborazione. L'ANPI e la Zveza Borcev, l'Associazione Slovena dei Combattenti Partigiani, rendiamo insieme omaggio ai giorni gloriosi della nostra storia e perseguiamo i nostri valori comuni, convinti che si tratti di valori su cui si basa il nostro futuro e quello dell'Europa interna. Grazie amici per l'invito a questa collaborazione, grazie per la collaborazione e il percorso comune. Grazie.